Il trattamento economico dei sanitari delle USL venete deve essere equiparato e non ci devono essere differenze tra chi opera in un'azienda rispetto ad un'altra della regione. L'appello è stato tradotto dalla capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lisa Venturini in un'interrogazione alla Giunta, nel quale si chiede che gli stipendi di medici e operatori sanitari dell'azienda ospedaliera di Padova e dell'USL 6 Uganea vengano innalzati a livello di quelli delle altre USL venete. La diversità di trattamento economico del personale delle aziende ospedaliere delle ULS del Veneto crea una situazione di disagio, per cui necessita un intervento per un fatto di equità da una parte, ma anche per evitare fughe del personale verso realtà che possono essere economicamente più remunerative. Noi siamo consapevoli che non esiste una bacchetta magica per avere la disponibilità di risorse economiche. Ma è vero che con questa interrogazione noi vogliamo porre all'attenzione della Giunta regionale un problema che è molto sentito dal personale e appena ci possono essere le condizioni per intervenire, che si possa intervenire. Oggi più che mai deve essere riconosciuta l'alta professionalità dei sanitari in prima linea durante l'emergenza Covid. L'azienda ospedaliera di Padova è un hub d'eccellenza a livello regionale, motiva la Venturini. Nella sua interrogazione non ci si può permettere di perdere grandi professionalità.